Ginardino Barone, lei oggi con un video che ci ha fornito vuole fare una denuncia relativamente a un caso di abusivismo edilizio e che lei ha già provveduto a segnalare alle autorità cittadine competenti, tra cui la Polizia Municipale. Sì, infatti non è una denuncia o un'accusa, è una messa per i nostri telespettatori e per i cittadini, che purtroppo non è che la città è una città dell'illegalità. Il problema è che purtroppo molti di noi cittadini siamo spinti verso l'illegalità. È un discorso condominiale, però pubblico, e i lavori esterni non si possono fare senza una variante che si fa presso il Comune di Agrigento, gli uffici tecnici. Non ci vuole niente a farla, basta un tecnico, un geometra, un architetto, eccetera, e comunicarlo in maniera utile per prima di iniziare i lavori. Invece questo non è stato fatto, si tratta del condominio che si trova in via Ugo La Malfa 46C, quindi in pieno centro, dove abbiamo dovuto chiamare la polizia urbana, che però è molto impegnata, da 3 giorni deve venire a fare il sopralluogo perché è la polizia antiabusivismo. E purtroppo anche qui dobbiamo dire al signor sindaco, con le buone, però noi amiamo la nostra città come dice lui, ma dobbiamo cercare di far potenziare, proprio oggi nella festa della regione, che abbiamo bisogno di personale specializzato che sappia dove mettere le mani e cercare di fare in modo che la città diventi sempre migliore e proprio in prossimità della famosa frase, della famosa occasione di Agrigento Capitale 2025.